Porto Torres, tardo pomeriggio, oggi parliamo di sport. Siamo venuti a quest'ora perché è esattamente quello che succederà il 10 luglio. Siamo con l'organizzatore dell'evento Colosseum. Buonasera. Arrivato all'8ª edizione, dopo il fermo del Covid, si ricomincia esattamente come ci eravamo lasciati, con questo grande spettacolo fronte mare. Sì, abbiamo deciso anche quest'anno di dare fiducia a Porto Torres, visto che comunque ci ha accolto 2 anni fa. L'entusiasmo si è visto sugli spalti, niente, la location è indiscutibile, siamo a 150 metri dal mare, quindi penso che sia un fattore aggiunto non trascurabile visto il periodo e la voglia di respirare aria pulita. Ci siamo spostati solo un pochino di location, ma ci siamo spostati come ben vedi di 50 metri per avere una situazione un pochettino più gestibile visto il periodo particolare, quindi siamo qua al Parco Chico Mendes che è transennato, abbiamo purtroppo gli ingressi contingentati, ma è sempre meglio di niente, cioè nel senso che il Colosseum si farà con un pubblico ridotto, ma mi auguro sempre di avere quel calore che riesco a respirare dagli spalti ogni qualvolta ci inabissiamo in questa avventura. Oltre alla bellezza del posto, al solito intrattenimento e spettacolo che è sempre presente in questo evento, una card importantissima, atleti davvero importanti quest'anno. Sì, diciamo che ogni anno cerco sempre di sollevare l'asticella e quest'anno forse è la card più interessante che abbiamo mai avuto il Colosseum. Nonostante sia una card nazionale, perché comunque voglio evitare forfait visto appunto il periodo molto delicato dovuto appunto al Covid, però ho puntato veramente tanto sull'eccellenza italiana. Abbiamo in palio due titoli, uno della Feder Combat, il campionato italiano assoluti dei flyweight, che verrà conteso da Silvano Paes, che come sai è un nostro atleta, Tanio Pagliarici, un fortissimo atleta napoletano, e poi ci sarà l'altro titolo che è appunto il titolo del Colosseum dei 66 kg, che verrà conteso da Shanna, che è un atleta fortissimo dell'Umund di Roma, Baiano, che è un atleta del team 8 Dog 8, cane mangia cane, che si allena in California e sta arrivando per l'occasione per aggiudicarsi appunto la cintura. Vi faccio vedere anche, giriamoci Gianmario, così facciamo vedere un po' dove siamo. E questo è il parco che ospiterà l'evento, la gabbia sarà proprio qui. In fondo abbiamo tutti gli stand intorno, insomma. Tutti seduti ovviamente, un po' distanziati, e speriamo che sia l'inizio della nuova era. Si ricomincia, fortunatamente sì, si ricomincia come vedete con gli spettacoli, con gli eventi. Per adesso lo possiamo fare, godiamocela finché c'è. Ore e data? Allora, l'evento inizierà sabato 10 luglio, ore 19:30, si inizierà con l'undercard e poi si procederà poi con il gala notturno. Quindi al fresco, qualche birretta, ci godiamo il tramonto e poi aspettiamo dopo il tramonto il gran galà. Info e prevendite? Le prevendite le abbiamo qua al Cristallo, al chioschetto di Balai, anche perché appunto avendo un numero contingentato la possibilità di avere troppi biglietti era impossibile, quindi chi è interessato si faccia presto perché sono veramente pochi biglietti disponibili. Ne approfittiamo anche per farvi vedere l'entrata che magari non tutti conoscono, e nel mentre ringraziamenti dovuti a sindaco e regione. Sì, volevo ringraziare appunto tutta la giunta di Porto Torres che ci ha dato una grossa mano per organizzare l'evento, e la regione che quest'anno ha creduto nel progetto e ci sta anche essa dando l'opportunità appunto di metterlo in piedi. Allora eccolo qua, l'ingresso è esattamente davanti alla spiaggetta di Balai, vedete? C'è un cancello dove ovviamente ci saranno le ragazze che vi accolgono e poi si salgono queste poche scale per arrivare al parco. Lo potete riconoscere perché c'è scritto grande grande.